Buonasera Lucas. Preghiamo per iniziare il nostro culto. Grazie Signore per questa nuova opportunità di essere qui per offrirti il culto, Padre. Grazie per questa settimana che abbiamo avuto. Grazie perché nonostante le nostre difficoltà sappiamo che tu sei sempre il controllo di tutto, Signore. Che questa sera possiamo lasciare i nostri problemi e dedicare questo culto esclusivamente a te, lodare il tuo nome e imparare di più la sua parola, Padre. È questo che ti chiedo in nome di Gesù. Amen. Alziamoci in piedi per lodare il nostro Signore. Con gioia possiamo cantare questa canzone, Benedetto il nome del Signore. Cantiamo insieme. Lodi al nome tuo quando la tua benignità scorre abbondante su di me. Lodi al nome tuo. Lodi al nome tuo nella terra più arida, dove tutto sembra immobile. Lodi al nome tuo. Tornerò a lodarti sempre per ogni dono tuo, e quando scenderà la notte sarò ancora lì. Benedetto il nome del Signore, lode al nome tuo. Benedetto il nome del Signore, il glorioso nome di Gesù. Lode al nome tuo quando il sole splende su di me, quando tutto è incantevole. Lode al nome tuo. Lode al nome tuo quando vengo davanti a te con il cuore triste e fragile. Lode al nome tuo. Tornerò a lodarti sempre per ogni dono tuo, e quando scenderà la notte sarò ancora lì. Benedetto il nome del Signore, lode al nome tuo. Benedetto il nome del Signore, il glorioso nome di Gesù. Benedetto il nome del Signore, lode al nome tuo. Benedetto il nome del Signore, il glorioso nome di Gesù. Tu dani e porti via, tu dani e porti via, io sempre sceglierò di benedire te. Tu dani E porte via, tu doni e porte via. sempre sceglierò di benedire te. Benedetto il nome del Signore, lode il nome tuo. Benedetto il nome del Signore, il glorioso nome di Gesù. Benedetto il nome del Signore, lode il nome tuo. Benedetto il nome del Signore, il glorioso nome di Gesù. Il glorioso nome di Gesù. Il glorioso nome di Gesù. Amen. Continuiamo a cantare una canzone che molti conoscono qui, e vi invito a cantare insieme a noi. Fu rifiutato fra le persone, ciò nonostante portò ai miei dolori, il suo castigo ci dà pace e la speranza non svanirà. Amen. Chi crede in questo? Possiamo dire un amen? Più forte? Amen. Cantiamo insieme.
Lui non aveva alcuna bellezza o maestà che potesse attrarci. Lui non aveva nessuna apparenza da fu rifiutato fra le persone, ciò nonostante portò i miei dolori. Il suo castigo ci dà pace e la speranza non svanirà. L'ho offerta per la colpa, lui la presentò per esaudire il creatore. Lui morì affinché la sua luce in noi potesse brillare. Il figlio dell'amore si consegnò per potermi salvare. Fu rifiutato fra le persone, ciò nonostante portò i miei dolori. Il suo castigo ci dà pace e la speranza non svanirà. L'ho offerta per la colpa, lui la presentò per esaudire il creatore. Lui morì affinché la sua luce in noi potesse brillare. Il figlio dell'amore si consegnò per potermi salvare. Tu sei l'agnello che per i nostri peccati fu calpestato senza dire una parola sola. Fino alla morte egli versò la sua vita, provando l'ira amara, dando la sua dolce grazia e perdonarci. Tu sei l'agnello che per i nostri peccati fu calpestato senza dire una parola sola. Al dolor si arrese, fino alla morte egli versò la sua vita, provando l'ira amara, dando la sua dolce grazia e perdonarci. Amen, Padre, noi ti ringraziamo perché soltanto grazie a questo tuo gesto noi possiamo aver vita, Padre, che tutto quello che ci abbatte, tutto quello che ci butta giù, Padre, tutto quello che sembra impossibile, tutto quello che noi sembra non riusciamo a varcare, Padre, tutti i giganti, Padre, noi sappiamo che c'è un Dio più alto, noi sappiamo che c'è qualcuno che ci dà la mano, noi sappiamo che non è finita qui, noi sappiamo che
c'è una speranza, Padre, per il ferito, c'è una speranza per l'afflitto, c'è una speranza per chi è malato, Padre. Noi questa sera noi vogliamo innalzarti, noi vogliamo lodarti, noi vogliamo sentire di più della tua parola, della tua presenza, e che noi questa sera noi possiamo cantare, lodare a te. Mi sei innalzato, Padre. Il mio orgoglio mi strappò dal giardino, portò di nuovo a me. E se vendessi ciò che possiedo in cambio dell'amore, fallirei. Perché l'amore non si compra né lo si merita. L'amore è un regalo, si riceve. Voglio conoscerti, Gesù. Voglio conoscerti, Gesù, e dimorare in te. Voglio conoscerti, Gesù. Voglio conoscerti, Gesù. Mio orgoglio, lo riportò di nuovo a me. Se vendessi ciò che possiedo in cambio dell'amore, fallirei. Perché l'amore non si compra né lo si merita. L'amore è un regalo, si riceve. Voglio conoscerti, Gesù. Voglio conoscerti, Gesù, e dimorare in te. Voglio conoscerti, Gesù. Voglio conoscerti, Gesù, mio amato, mio amato. Il più bello è tra migliaia e migliaia. Mio amato è il più bello è tra migliaia e migliaia. Yeshua.
chiamato questa sera, Padre, ti prego che noi possiamo venire a te con i cuori aperti, con i cuori disposti al cambiamento, Padre. Ti prego di parlarci, ti prego che noi possiamo avere questa sera delle menti malleabili, Padre, dei cuori malleabili, affinché tu possa venire, Padre, cambiare, che quando la tua parola viene proclamata, Padre, cuori vengono guariti, quando tu sei in mezzo a noi, Padre, persone vengono sanate, persone vengono guarite, Padre. Noi ti ringraziamo per questo, perché soltanto la tua parola, Padre, può cambiare il cuore, soltanto la tua parola convince, soltanto lo Spirito Santo, Padre, convince i cuori. E noi ti ringraziamo, Padre, che tu possa fare la tua volontà questa sera. Ti ringraziamo nel nome santo di Gesù. Amen. Potete sedervi. Buonasera ancora. Funziona? Possiamo provare? Bene ragazzi, stasera vedremo il testo di Filippesi 1, versi 1 e 2, e parleremo un po' di essere veri servi di Cristo. Il testo dice: Paolo e Timoteo, servo di Cristo Gesù, a tutti i santi in Cristo Gesù che sono in Filippi, con i vescovi e con i diaconi, grazie a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Preghiamo. Grazie Signore per questo momento, che tu possa parlare al nostro cuore, che possiamo uscire di questa sera trasformati, che la tua parola possa evidenziare possibili problemi che abbiamo nella nostra vita e che possiamo cercare di essere sempre migliori, sempre più vicino a te, sempre più fedeli ai suoi principi, ai suoi mandamenti, e che possiamo essere esempi di cristiani in questo mondo. In nome di Gesù. Amen. Per darvi un po' di contesto, per i giovani, non so, ci siamo in pochi giovani stasera, che erano al campeggio, abbiamo visto un po' dell'argomento della chiesa di Filippi. È una chiesa che è stata fondata da Paolo, Sila e possibilmente Timoteo nel secondo viaggio missionario, mentre, non so se vi ricordate, Paolo voleva andare in Asia Minore, lo Spirito di Dio lo ha impedito di andare lì, ha avuto una visione di un uomo che diceva: vieni a Macedonia e aiutaci. È andato a Filippi, lì ha iniziato una chiesa con praticamente un gruppo di donne
e le loro famiglie e il carceriere e anche la famiglia del... Si dice carceriere, giusto? E anche la famiglia del carceriere. La città di Filippi è una città romana, anche se non era geograficamente lì, era una specie di guarnigione militare, possiamo usare questo termo, e perciò i cittadini di quella città sfruttavano del privilegio di essere cittadini romani. È stata la prima chiesa in Europa, e nell'occasione in cui erano lì per iniziare la chiesa, Paolo e Sila sono stati in carcere, poi il testo dice, questo si trova in Atti 16, il testo dice che verso mezzanotte più o meno loro pregavano e lodavano a Dio, è successo un terremoto, le catene si sono, come si dice? Spezzate, grazie. Le catene si sono spezzate, le porte si sono aperte, il carceriere voleva togliersi la vita, pensando che erano scappati, ma invece erano tutti lì, e da lì si è convertito il carceriere e poi anche la sua famiglia. Circa 10 anni dopo, Paolo ha scritto la lettera ai Filippesi, era in carcere, come si dice quel carcere in cui si è a casa, è un carcere domiciliare, ha scritto lì la lettera ai Filippesi. La chiesa di Filippi in quel momento attraversava una difficoltà, un momento di persecuzione che riusciamo a vedere dalla lettera di Paolo, ma aveva anche alcuni problemi all'interno, lite e alcuni problemi anche esterni che stavano affettando la vita della Chiesa. Paolo ha scritto questa lettera, soprattutto una lettera di ringraziamento alla Chiesa di Filippi, ma una lettera che contiene anche delle esortazioni e incoraggiamenti a quei fratelli. Nonostante la difficoltà della Chiesa di Filippi, loro, il momento brutto che attraversavano, appena hanno saputo che Paolo era in carcere a Roma, hanno inviato un'altra offerta missionaria a Paolo, missionaria in senso, almeno per sostenerlo lì, insieme a un possibile leader della comunità della Chiesa di Filippi. Questa era un po' della relazione che aveva la Chiesa di Filippi con Paolo. E della lettera si vede anche il rapporto intimo, il rapporto vicino che Paolo aveva con quella Chiesa. Era una cosa speciale. Il primo verso del testo, Paolo e Timoteo, non è che Timoteo fosse coautore, posso dire così, della lettera. La lettera è stata scritta, l'autore della lettera era Paolo, ma Timoteo era lì e lo ha aiutato in qualche modo. Non sappiamo esattamente come, ma ha aiutato Paolo a scrivere la lettera. E Timoteo, come vi ho raccontato prima, possibilmente era lì anche all'inizio della Chiesa di Filippi. La seconda parte del primo verso, servi di Cristo Gesù. E qui la cosa inizia a diventare un po' interessante, diciamo così. La parola servi è un po', nonostante sia chiara, ela può essere anche un po' leggera. Quando leggiamo servi non sempre riusciamo a avere in mente cosa esattamente vuol dire essere servi. E qui parleremo del nostro primo punto stasera, che è essere schiavi di Cristo. La parola servi è la parola doulos, che è la parola utilizzata
per gli schiavi. Paolo sta dicendo, Paolo e Timoteo, gli schiavi di Cristo Gesù. Qui cambia un po' il modo di vedere la cosa, no? Siamo veramente schiavi di Cristo Gesù? Cioè, facciamo o lo serviamo come se non avessimo altra possibilità se non quella? O a volte permettiamo che le nostre volontà, i nostri desideri parlino più alto? Se leggiamo il testo di Galati 2, versi 19 e 20, lì Paolo sta spiegando un po' l'argomento della giustificazione per la fede. E dice così: quanto a me, per mezzo della legge, sono morto alla legge affinché io viva per Dio. Sono stato crocifisso con Cristo. Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. La vita che vivo ora nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Sono stato crocifisso con Cristo. Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. E qui vi pongo una domanda. La vostra vita è Cristo a vivere o è voi? Non so se mi spiego bene. Quello che Paolo dice è che non importa più la sua volontà, non importa i suoi desideri, non importa ciò che vuole, non importa i progetti che aveva prima. Adesso importa solo la volontà di Dio, i progetti che Dio ha per me, non più quello che voglio fare io della mia vita, ma quello che Dio vuole fare nella mia vita e dalla mia vita, della mia vita. È così che Paolo si presenta alla Chiesa di Filippi, ma non solo Paolo. Questo leggiamo, Pietro nelle sue lettere si presenta come servi di Cristo. E dobbiamo avere in mente che quando diciamo di essere servi di Cristo, è questo che vuol dire. Quindi lo diciamo veramente o lo diciamo solo a parole? La seconda parte del primo verso continua così: a tutti i santi in Cristo Gesù che sono in Filippi. Quando ovviamente Paolo sta scrivendo alla chiesa di Filippi, non vuol dire che loro sono santi nel senso di essere beatificati, è così? Veri santi, no, santi nel senso che sono stati santificati per il sangue di Cristo. Santi nel senso di essere stati separati da Dio. Separati per cosa? Separati per servirlo, separati per fare la sua volontà, separati per essere veri servi di Dio. Ma la cosa interessante è che poi lui dice, e qui siamo al secondo punto del nostro studio, siamo chiamati per essere santi. Bene, se prendiamo la prima parte, dobbiamo essere veri servi, dobbiamo essere schiavi della sua volontà. Siamo stati chiamati per essere santi. Questo dice un po' di cos'è la vita della Chiesa e come dovrebbe essere la vita di una Chiesa, come dovrebbe essere la nostra vita. La seconda parte del primo verso c'è con i vescovi
e con i diaconi. Paolo quando dice a tutti i santi, insomma, Paolo e Timoteo, a tutti i santi, riusciamo a capire che sta parlando a tutta la Chiesa. Ma loro specificano anche i vescovi e i diaconi, ma non dice a tutti i santi e anche ai vescovi e ai diaconi, ma con i vescovi e con i diaconi. Perché? Perché li mette insieme come se completassero uno agli altri. Abbiamo visto anche un po' di questo nel campeggio per i giovani. La vita cristiana deve essere vissuta in chiesa, deve essere vissuta in comunione, deve essere vissuta come un solo corpo. Non è per essere vissuta da soli. Forse è un po' di questo il messaggio che Paolo vuole dirci. Scrivo non solo alla Chiesa, ma scrivo a tutti voi come un solo corpo. È interessante che non sempre troviamo qualcuno a cui andare accanto. Non sempre vogliamo stare accanto di qualcuno. Non sempre vogliamo cercare i nostri pastori per fare una camminata insieme. Ma è così che deve essere la vita di una chiesa. Non so se quanti di voi qui ha l'opportunità di fare discepolato con qualcuno, ma è una cosa molto importante. È così che deve camminare un cristiano. Dobbiamo avere amici che ci aiutano, che ci danno supporto, e veri amici. Un vero amico non è quello che mi dice quello che voglio ascoltare. Un vero amico è quello che a volte mi prende per l'orecchio e dice no, così non va bene, così non funziona. Non è così che dobbiamo fare, non è così che deve vivere un cristiano. E non so quanti di voi ha il privilegio di avere un amico così. Racconto un po' della situazione mia e di Camilla. Abbiamo parlato anche un po' di questo in campeggio durante la veglia. Il pastore Caio conosce bene la nostra storia. Siamo stati a Padova praticamente da soli per un paio di anni, no? Insomma, facevamo degli amici, arrivavano in chiesa, che bello, 9 amici, e un anno dopo via. Poi arrivavano altri, oh bello, abbiamo altri amici, sto parlando come Samuel, altri amici, e poi via. E eravamo sempre un po' soli. E quest'anno, anche si avvicinando di più a comunità qui a Treviso, con l'argomento delle giovani coppie, poi con H-Move, tutto quanto, abbiamo grazie a Dio, è stato un vero regalo per noi. Abbiamo di nuovo degli amici che possono a volte arrivare da noi e guarda, secondo me avete sbagliato in questo, in quell'altro. Così come faccio io con i miei amici, non so se a loro piacciono, ma lo faccio comunque e continuerò a farlo. E è così che deve essere. Magari se non volete trovare qualcuno, un altro giovane che sia un po' più maturo nella fede per aiutarvi, cercate un pastore, ma cercate qualcuno per stare insieme a voi in questa camminata. Il verso
il verso 2 dice così: grazie a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Questa grazia e questa pace, e qui siamo al terzo punto della predica, il riposo. Questa grazia e questa pace che Paolo desidera ai fratelli di Filippi non è la grazia e pace oggettiva di Dio, quella che riceviamo nel momento della salvezza, ma quella soggettiva, mi correggete se sbaglio, quella in cui soltanto quelli che hanno il privilegio di essere figli di Dio possono sfruttare. Paolo amava quella chiesa di Filippi e desiderava che, nonostante le difficoltà in cui attraversavano, i momenti difficili, i momenti brutti, che loro potessero sfruttare della grazia e della pace di Dio. Non so se tutti voi riescono a sfruttare di questa grazia. Non so quanti di voi avete il privilegio di essere figlio di Dio, e se siete, ma comunque non riuscite a sfruttare la grazia come Chiesa. Il terzo punto: la vita cristiana deve essere vissuta in comunione e supportandoci a vicenda. E di nuovo faccio un allerta, diciamo così. Se non avete ancora qualcuno che sia vicino a voi per un discepolato, per fare degli studi, cercate qualcuno, ragazzi. È importante. E qui mi metto anche a disposizione, se qualcuno di voi ha voglia potete cercarmi, sono sempre disponibile. L'ultimo punto del riassunto: abbiamo il privilegio, come figlio di Dio, di godere della grazia e della pace di Dio soltanto come i suoi figli riescono a farlo. Di nuovo, tutti quei 3 punti sono sempre privilegi, ma sapere che nonostante le brutte situazioni della nostra vita, nonostante le difficoltà che affrontiamo, che possiamo comunque sfruttare di questa pace è qualcosa di meraviglioso. Sapere che c'è qualcuno che ci sente, qualcuno che si importa con noi, qualcuno che, nonostante non riusciamo a capire tante volte, ma ha sempre il meglio per noi. E questo è il nostro Dio. E possiamo fidarsi che noi sicuramente non siamo sempre fedeli a Lui come dovremmo essere, ma Lui è sempre fedele a noi. Le sue promesse non cambiano e questo sì che è un vero privilegio. Se qualcuno qui non ha ancora sperimentato tutti questi privilegi, se non sapete neanche di cosa parlo, potete sempre cercare qualcuno di noi, le giovani coppie, sono sempre qui, pastori. Cercateci, parlate, forse capita che siete anche già stati battezzati, ma in realtà non siete mai accorti o non avete mai capito cosa significa essere un figlio di Dio, cosa significa essere un servo di Dio.
E se questo è il caso, non è un problema, ma magari serve che parlate con qualcuno. E spero che se c'è qualcuno che non ha mai riuscito a godere di questa grazia, di questa pace in Dio, che un giorno possiate sfruttarla, perché non c'è prezzo. Preghiamo. Grazie, Signore, per la tua parola. Grazie perché nonostante le nostre mancanze, le nostre difficoltà, i nostri peccati, tu sei sempre fedele, tu sei sempre insieme a noi, tu hai sempre il meglio per la nostra vita, Signore. Grazie perché come tuoi figli abbiamo questo privilegio di servirti, abbiamo questo privilegio di essere separati per la tua opera, Padre. Abbiamo questo privilegio di poter sfruttare della tua grazia e della tua pace, Signore. Che possiamo uscire di qui stasera trasformati in qualche modo, che possiamo uscire di qui stasera con la voglia nel cuore di vivere come veri servi, come veri adoratori, che non sia solo un momento di un'ora e mezza in chiesa, ma che possiamo realmente vivere le nostre vite d'accordo con la tua volontà, che possiamo seguire i tuoi progetti, i tuoi sogni e non i nostri, Padre, perché se facciamo dei nostri progetti quelli che sono i suoi, è così che riusciamo ad avere la vera felicità in Cristo Gesù. Grazie perché un giorno hai inviato il tuo Figlio per pagare il prezzo del peccato, per purificarci, Padre, per fare in modo in cui possiamo avere comunione con te. È in nome di tuo Figlio amato Gesù che ti ringrazio. Amen. Lui non aveva alcuna bellezza o maestà che potesse attrarci. Lui non aveva nessuna apparenza da desiderare. Fu rifiutato fra le persone, ciò nonostante portò i miei dolori. Il suo castigo ci dà pace e la speranza non svanirà. L'offerta per la colpa lui la presentò, per
fu rifiutato fra le persone, ciò nonostante portò i miei dolori, il suo castigo ci dà pace e la speranza non svanirà. L'ho offerta per la colpa, lui la presentò per esaudire il creatore, lui morì affinché la sua luce in noi potesse brillare. Il figlio dell'amore si consegnò per potermi salvare. Tu sei l'angelo che per i nostri peccati fu calpestato senza dir una parola sola, al dolor si arrese fino alla morte, egli versò la sua vita, trovando l'ira amara, dando la sua dolce grazia e perdonarci. Tu sei l'angelo che per i nostri peccati fu calpestato senza dir una parola sola, al dolor si arrese fino alla morte, egli versò la sua vita, trovando l'ira amara, dando la sua dolce grazia e perdonarci. Momento degli annunci. Ragazzi, pochi avvisi stasera. C'è sempre il gruppo Ask a Move su WhatsApp, che potete fare le domande. Il pastore Alessandro chi risponde alle domande. Potete farlo in modo anonimo, quindi non mettete il vostro nome se non volete e nessuno saprà chi ha fatto la domanda. Lezioni di chitarra, batteria, canto, sempre con Jacqueline, la mamma. Potete cercarla se volete. Stasera c'è il corso pastore? Apocalisse? No? Solo a gennaio, ok. Per i piccoli gruppi. C'è stasera dopo il culto, c'è l'incontro di coppie, quindi per le coppie che sono presenti nella sala culto. Dopo i piccoli gruppi. Per i piccoli gruppi stasera avremo per i preadolescenti Samuel, per le adolescenti ragazze chi è? Liziani? Dov'è Liziani? Liziani. Per le ragazze giovani Marzia. Per i ragazzi giovani Paolo. Con le adolescenti ragazze stasera sono io.
Bene? Avvisi finiti? Ora, prima di introdurre il nostro ultimo canto, prima dei nostri piccoli gruppi, vi chiedo di, come al solito, spostare le vostre sedie. Iniziamo a prepararci riscaldandoci per queste ultime 2 canzoni. Possiamo iniziare? Avvicinatevi, che possiamo cantare questa ultima canzone, mi raccomando, a tempo, e cantiamo "Con Dio farei prodigi". Amen! Cantiamo insieme.